I carabinieri di Reggio Calabria e gli uomini dell'ufficio dogane hanno portato a termine un'importante operazione contro il traffico di droga. Al porto di Gioia Tauro sono stati sequestrati 75 kg di cocaina su una nave proveniente dall'Ecuador, nascosti in alcuni container con delle banane. La droga, una volta messa in commercio, avrebbe potuto fruttare circa 70 milioni di euro. Il sequestro di oggi segue quello di 180 kg di cocaina, sempre in un carico di frutta, eseguito giorni fa, sempre nel porto di Gioia Tauro. Le due indagini sono ora condotte dalla direzione distrettuale antimafia della città dello Stretto. Secondo gli inquirenti, i carichi di droga erano destinati ad organizzazioni dell''ndrangheta per lo spaccio in Calabria e nelle regioni vicine. Si tratta di un unico filone di indagine, spiega il procuratore capo di Reggio Calabria Giuseppe Pignatone, aperto dalla Guardia di Finanza e dalla Procura della Repubblica di Palmi, che adesso è stato trasmesso alla DDA di Reggio e all'Arma dei Carabinieri. Le ispezioni effettuate nelle giornate del 20 e del 21 ottobre hanno permesso ai militari di individuare la droga contenuta all'interno di 28 containers che ufficialmente trasportavano esclusivamente banane. La cocaina proveniva da Quito, capitale dell'Ecuador. È interessante notare, spiega il comandante provinciale dei Carabinieri Pasquale Angelo Santo, come questo carico arrivi dall'Ecuador quando invece la produzione di cocaina si sta spostando dalla Colombia al Perù.